Presentato stamani il nuovo cartellone della stagione teatrale al Teatro Pirandello, si inizia il prossimo 14 e 15 ottobre con Toto Modo di Sciascia alla presenza dell'artista Isabella Russinova. E Nicola De Tullio, il nuovo comandante della Compagnia Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, succede al colonnello Stingo, destinato al nuovo incarico presso lo Stato Maggiore dell'Arma. Anche Agrigento ha voluto ricordare ieri la giornata mondiale di fisioterapia con un interessante convegno curato dall'Ordine Provinciale di Agrigento Caltanissette d'Enna. Giornata di solidarietà domani a Favara con i giochi senza barriere. Cresce l'attesa per il derby di domani contro il Licata Calcio, il Pro Favara incontra il Geracisicolo, mentre la Fortitudo Moncada al via stasera per la prima della Supercoppa LNP. E benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie, presentata stamani presso il foyer del Teatro Pirandello la nuova stagione della Fondazione. Presenti il sindaco della città, il presidente della Fondazione Alessandro Parti, il CDA al completo, il direttore artistico ha illustrato gli eventi Francesco Bellomo. Si inizia il prossimo 14 e 15 ottobre con Toto Modo di Leonardo Sciascia, con gli attori Isabella Russinova e Pino Quartullo. Noi abbiamo seguito l'evento. Dottore Parti, allora oggi si presenta la nuova stagione teatrale Pirandello con tante novità, se ce ne anticipa qualcuna. Sì, intanto mi piace dire che è un cartellone anche questo, figlio delle indicazioni che ci sono giunte espressamente dal nostro pubblico, perché come sapete noi dal giorno del nostro insediamento abbiamo cercato, e devo dire ci siamo riusciti, di tenere un contatto diretto con ogni singolo utente del Teatro Pirandello attraverso il nostro sito, i nostri canali social, attraverso WhatsApp, il sondaggio di gradimento che anche quest'anno abbiamo sottoposto al nostro pubblico, e abbiamo tenuto conto di quelle indicazioni e quindi ne è venuto fuori un cartellone anche questo eclettico, variegato. Si va dal teatro classico al contemporaneo, passando per il teatro brillante, ovviamente senza rinunziare ad alcune nostre pietre miliari. Mi riferisco in particolare a Pirandello e Sciascia. Pirandello quest'anno sarà presente con un Pensasi Giacomino, Sciascia invece addirittura darà l'avvio alla stagione teatrale il 14 ottobre con un Toto Modo, un adattamento teatrale che è pesantemente targato Agrigento, perché la versione teatrale reca la firma di Matteo Collura, la regia è di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, quindi una cosa assolutamente prestigiosa e che ci proietta verso gli eventi di Agrigento Capitale della Cultura del 2025, in occasione dei quali il Teatro Pirandello ovviamente conta di essere protagonista di primo ordine. Siamo pronti per la nuova stagione teatrale e devo ringraziare gli attori principali, in questo caso sono il Francesco Bellomo, il direttore artistico, anche il direttore del teatro, Salvo Prestia, e il presidente, l'avvocato Alessandro Parti. L'impegno è stato massimo, hanno cercato loro di misurarsi e di superare quello che già l'anno scorso hanno fatto. Naturalmente le prospettive sono diverse. Una delle novità che adesso ricordo è quella che ci sarà sicuramente una comunione di utenti, ci sarà uno scambio culturale anche con le altre nuove città finaliste, perché già con Aosta ad Aosta ci saranno delle rappresentazioni teatrali che poi verranno scambiate con Agrigento. Così lo stesso voglio fare con tutte le altre nuove città. Per esempio già la settimana scorsa, quando noi abbiamo fatto quella manifestazione dove ho invitato i nuovi sindaci delle città e sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione, dovete sapere che già 2 o 3 città, non ricordo quali per adesso, Spoleto sicuro, hanno ingaggiato già per un nostro regista agrigentino. Questo per me è un momento di orgoglio. Il regista è Marco Savatteri, che li ha impressionati con la sua arte teatrale, e sicuramente loro andranno a rappresentare Agrigento nel resto d'Italia. Francesco Bellomo, ecco, che tipo di stagione sarà quest'anno, alla luce anche dei gemellaggi che il sindaco ha annunciato poco fa con le altre città capitali della cultura che hanno partecipato al concorso? Allora, questo è un progetto successivo, la stagione di quest'anno è una stagione ben strutturata che compendia diversi generi, ma abbiamo
la fortuna di avere autori internazionali come Peter Stein, che sarà in uno dei pochi teatri della Sicilia, sarà proprio qui ad Agrigento. Abbiamo artisti di grande riconoscibilità come Edoardo Leo, che in questo momento è una delle star principali del cinema, abbiamo personaggi poi come Carlo Buccirosso, personaggi televisivi come Pino Insegno, degli evergreen come il grande Pippo Pattavina, Lunetta Savino, Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi. Insomma, una stagione molto ricca con personaggi di grande spessore, ma anche con autori importanti, da Zeller a Sciascia con Todomodo, a Pirandello con Pensaci Giacomino, passando poi per Caroline Frank per la commedia del padre della sposa. Un cartellone molto variegato che insomma credo possa essere diciamo propedeutico alla stagione successiva, quando sulla base di quanto stiamo facendo andremo sicuramente ad approfondire certi temi, e comunque la cosa sulla quale bisogna soffermarsi è che il cartellone teatrale di Agrigento è assolutamente in linea con i cartelloni teatrali dei teatri più importanti d'Italia. Assessore, allora questa nuova stagione al Pirandello promette bene? Sì, assolutamente sì, si presenta oggi alla città la nuova stagione del Teatro Pirandello, una stagione che sarà sicuramente, non la sveliamo che tra poco sarà svelata in conferenza stampa, sarà sicuramente all'altezza delle aspettative degli abbonati e di chi vorrà avvicinarsi al teatro, perché ricordiamolo che l'obiettivo anche di far veicolare la cultura è quello di far avvicinare le persone ai poli culturali, ai centri culturali, e quindi diffondere la cultura attraverso il teatro, la musica, lo spettacolo, la lettura e così via. Quindi oggi è una bellissima giornata, sarà adesso il direttore artistico e la fondazione ci presenteranno questa stagione, speriamo che sia di gradimento per tutti e che sia sempre un lancio della città sempre più in alto in vista di Agrigento, capitale italiana della cultura. E il colonnello Nicola De Tullio, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri della compagnia di Agrigento, sostituirà il colonnello Vittorio Stingo, trasferito allo Stato Maggiore di Roma dell'Arma dei Carabinieri, il servizio di Eugenio Cairone. Il colonnello Nicola De Tullio è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Sostituisce il colonnello Vittorio Stingo, da ieri capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Mobili, che si occupa di operazioni internazionali e delle operazioni sul territorio nazionale. Nicola De Tullio arriva dal gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, che ha comandato portando a termine importanti operazioni. Con lui si è rafforzata la presenza dei Carabinieri su quel territorio ed è l'augurio che anche Agrigento, sull'esempio dell'ex comandante Vittorio Stingo, possa godere appieno dell'esperienza e della guida del nuovo comandante provinciale, che ha saputo dare risposte alle comunità dove è stato presente con una attenzione particolare agli studenti e ai giovani delle periferie. Chi lo conosce parla di un ufficiale instancabile, il cui obiettivo, secondo lo spirito dell'Arma benemerita, è quello di servire lo Stato e proteggere la comunità che gli viene affidata, come nel caso di Agrigento, dove il colonnello Nicola De Tullio si farà sicuramente apprezzare e stimare dalla popolazione, che nei Carabinieri ha sempre trovato conforto, così come, ne siamo certi, sarà ancora negli anni in cui il comando provinciale di Agrigento verrà guidato dal neocomandante Nicola De Tullio. Per la politica l'idea è quella di creare un grande centro alternativo alla destra di Meloni, con alla guida il presidente della regione Schifani. Tra le forze alleate anche il Movimento per l'Autonomia. Sentiamo il leader, l'onorevole Roberto Di Mauto, chiamato in causa anche per le scelte che interessano i futuri termovalorizzatori in Sicilia, in particolare nella nostra provincia, dove ne era previsto uno in costruzione proprio a Casteltermini. Assessore, parliamo di questo grande centro che si vuole costruire insieme a Forza Italia. C'è qualche perplessità da parte dei Fratelli d'Italia? Cosa c'è in pentola? No, non penso che ci siano queste condizioni di poter fare un tentativo che si vuole fare, ma già assistiamo, insomma, leggendo i giornali, veti che vengono posti a livello nazionale. C'è un'alleanza
vera, concreta con il Presidente della Regione, ma il costruire un grande partito di centro che si chiami Partito Popolare o comunque qualcosa che si avvicina a quello che un tempo era un partito di centro, occorre attendere l'evoluzione di alcune situazioni e cercare di individuare soggetti credibili nel territorio italiano che formano una proposta ben delineata. Certo, ci sono fatti importanti che stanno succedendo in questi giorni. Il Governo nazionale ha previsto da un lato un intervento importante che riguarda il ponte sullo stretto sostenuto da Salvini, dall'altro questa rivoluzione che c'è stata, mi permetto di dire, ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha fatto sì che si parli di zone ZES in tutta l'Italia meridionale. Opportunità importanti, vediamo quale sarà l'applicazione di queste direttive e speriamo che ci possa essere un'opportunità per il meridione, per i giovani, per frenare l'esodo verso il nord o verso l'est. Questo incontro tra Schifani e Picchettin per il Ministro per i termovalorizzatori è una cosa che abbiamo proposto da tempo al Ministro, di un decreto legge che consente di accelerare le procedure per realizzare i termovalorizzatori. Siamo in attesa di vedere se si fa questo decreto legge, che non è una cosa semplice, perché siamo convinti che occorra un impegno molto sostanzioso da parte del La nostra provincia è coinvolta sempre, c'era un progetto su Casteltermini ancora valido? Ma intanto abbiamo finanziato un progetto importante a Sciacca, sì, e possiamo dire che Sciacca, tra la discarica che aumenterà una capienza a 500.000 metri cubi e poi il compost sempre a Sciacca, già noi siamo presenti in questo territorio della provincia di Agrigento con un problema che è quello dei rifiuti, che possiamo dirlo per una decina d'anni lo abbiamo risolto. Quindi questo è il primo dato. Il secondo è abbiamo un compost finanziato già a Ravanusa, c'è un compost finanziato a Sciacca. Bisogna comprendere adesso l'altra parte dell'evoluzione della gestione dell'organico, che è quella di portare chiamiamolo rifiuto dell'organico in un contesto diverso, finalizzando l'azione alla produzione del biometano. Quindi una gestione anaerobica dell'utilizzazione del rifiuto per determinare biogas, e quindi poi la successiva fase, che è il biometano, che riceve compensazione da parte dello Stato e quindi una riduzione alla fine della tariffa. Questi sono i passaggi importanti che noi contiamo di fare per ridurre sempre più il costo dei rifiuti. Anche Agrigento ieri ha voluto ricordare la giornata mondiale della fisioterapia con un interessante convegno medico organizzato dalla Federazione Nazionale Ordine Fisioterapisti, che si è svolto presso il Circolo Culturale Empedocleo e ha visto la partecipazione di ospiti qualificati, tra questi l'assessore all'energia onorevole Roberto Di Mauro, in rappresentanza della Regione Siciliana, il dottore Salvatore Iacolino. Nella qualità di direttore generale dell'assessorato alla salute, l'evento è stato presieduto e moderato dal dottor Domenico Contino, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Noi eravamo sul posto. Anche Agrigento ieri ha voluto ricordare la giornata mondiale della fisioterapia con un interessante convegno medico organizzato dalla Federazione Nazionale Ordine Fisioterapisti, che si è svolto presso il Circolo Culturale Empedocle, che ha visto la partecipazione di ospiti qualificati, tra questo l'assessore all'energia onorevole Roberto Di Mauro, in rappresentanza della Regione Siciliana, il dottore Salvatore Iacolino, direttore generale dell'assessorato alla salute. L'evento è stato presieduto e moderato dal dottor Domenico Contino, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Allora, oggi è per noi una giornata storica perché ricorre esattamente l'8 settembre, un anno esatto dalla istituzione del nostro ordine professionale. L'8 settembre del 2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto ministeriale numero 183 di istituzione dell'ordine, e oggi che ricorre anche in tutto il mondo la giornata mondiale della fisioterapia, per far capire a tutti i cittadini l'importanza di questa disciplina e soprattutto l'importanza del ruolo del fisioterapista
nel sistema sanitario nazionale. Oggi con soprattutto l'implementazione delle cure territoriali, quindi dell'assistenza territoriale, spinti anche dalle nuove linee guida del PNRR, il fisioterapista assume un ruolo cruciale nell'assistenza dei pazienti con qualsiasi tipo di disabilità e con qualsiasi tipo di disfunzione del sistema muscoloscheletrico. Oggi in Italia rappresentiamo un ordine professionale che conta oltre 70.000 iscritti, quindi siamo ormai, diciamo, numericamente il quinto ordine professionale più rappresentato nell'area sanitaria. Anche nella nostra provincia, in cui abbiamo un ordine interprovinciale in realtà che comprende le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, abbiamo un grosso numero di iscritti che si occupano di vari rami della riabilitazione, della cura delle patologie del sistema muscoloscheletrico e che operano in diversi luoghi di vita, è lo slogan della nostra federazione nazionale, perché il fisioterapista opera nelle case di comunità, nelle RSA, negli ospedali, al domicilio del paziente, nelle strutture ambulatoriali, nei centri di riabilitazione, nelle strutture sportive. Sono veramente tanti i luoghi di vita in cui opera il fisioterapista con l'unico obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti, perché oggi dobbiamo tenere in considerazione che il livello della qualità della vita si è elevato tantissimo e che purtroppo anche l'età media della nostra popolazione si è elevata anch'essa tantissimo. Quindi adesso diventa importante il ruolo del fisioterapista anche nel campo della prevenzione. Nel campo della prevenzione e nell'invecchiamento attivo cosiddetto, perché si riuscirà solo in questo modo ad abbattere i costi del sistema sanitario nazionale, lavorando molto sulla prevenzione e diminuendo con questa attività le ospedalizzazioni e i costi a carico del sistema sanitario nazionale. Assessore Di Mauro, in rappresentanza del governo regionale, lei ha portato i saluti della regione in questo importante convegno di fisioterapia, una pratica che oggi, diciamo, si aggiorna sempre di più ed è molto importante per chi soffre di determinati disturbi. Certo, intanto fa piacere che non si tratta di singoli soggetti, ma c'è un'organizzazione e quindi la voglia di fare squadra, di stare assieme, di porre i problemi al governo regionale, così come è stato fatto stasera, e in questa occasione abbiamo avuto modo di vedere che trattasi di una professione giovane, di una professione importante che è inserita in tanti contesti e che ha una notevole opportunità di lavoro a seguito di tutte le strutture che si dovranno realizzare in provincia di Agrigento con le risorse del PNRR. Quindi la fisioterapia, a nostro parere, insieme ovviamente ai fisiatri, è un punto fondamentale, considerato anche l'età in Sicilia, che la media aumenta e che la popolazione invecchia, e quindi una qualità della vita è opportuno garantirla attraverso un servizio utile e necessario. Dottor Iacolino, un importante convegno su un argomento sicuramente di grande rilevanza, che è quello della fisioterapia. Sicuramente c'è stato un riconoscimento quale ordine già un anno fa, oggi è una giornata nella quale vi è stato un confronto sicuramente costruttivo, con delle richieste specifiche, con una richiesta di valorizzazione ulteriore di una figura che è fondamentale sia nel processo di riabilitazione in senso stretto, ma anche nelle attività di assistenza domiciliare, una figura che opera in team in una realtà che è multiprofessionale, sulla quale evidentemente non può che esserci una grande esigenza di valorizzazione piena e soprattutto di concreto sostegno. Abbiamo parlato anche di una serie di esigenze legate all'attività libero professionale, a un tema di tariffe, di revisione delle tariffe che saranno viste e valutate in un eventuale tavolo tecnico per poter trovare soluzioni appropriate nell'interesse sia dei fisioterapisti stessi, ma soprattutto nei confronti dei cittadini. Dove va la sanità siciliana? Lei è molto vicino
al lavoro del Presidente Schifani anche per la carica che lei copre? Stiamo lavorando intensamente su una serie di versanti importanti. Uno di questi è certamente quello legato al battimento delle liste attesa, un lavoro intenso, concreto, proficuo, con un piano serio con 48 milioni e mezzo di euro che sostanzialmente è partito, che si avvale sia del tema della revisione delle agende, della bonifica, della pulizia delle agende, ma soprattutto sul versante dell'erogazione concreta delle prestazioni non soddisfatte al tempo del Covid. Bisogna però allo stesso tempo guardare avanti per evitare di lasciare indietro tutti coloro i quali hanno l'esigenza di una risposta assistenziale immediata. Ci stiamo occupando attraverso un tavolo tecnico che coordina della revisione della rete ospedaliera, di lunga assistenza, di piccoli ospedali, di pronto soccorso. C'è un approccio complessivo, la volontà del Presidente Schifani è quella di dare risposte serie e concrete. Su questo stiamo lavorando con grande intensità. Vediamo ora una panoramica sui casi Covid che secondo il Ministero della Sanità sono in aumento. Il servizio. Il Covid-19 non vuole ancora abbandonarci, anzi i casi in Italia vedono un balzo del 44% in 7 giorni e tornano a superare i 21.000 contagi trainati dalla nuova variante Eris. Insieme crescono, anche se di poco, ricoveri e decessi. In base al quadro fornito dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'IS, crescono a 21.309 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in aumento rispetto ai 14.866 della scorsa settimana, e l'incidenza sale in tutte le fasce d'età. Niente tamponi per gli asintomatici che arrivano negli ospedali, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus. Lo indica la nuova circolare del Ministero della Salute firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico che non desta allarme ma richiede attenzione e misure di prudenza. E poi assicura: il Ministero, nell'interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione. Da una parte, misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori, e dall'altra, predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid, anziani, fragili, immunocompromessi. Intanto negli Stati Uniti la Food and Drug Administration rassicura: i vecchi test casalinghi per il Covid continuano ad essere efficaci e funzionano anche per l'identificazione delle nuove varianti. Stessa edizione di Giochi senza barriere domani pomeriggio a Favara in piazza Cavour, promossa dalle associazioni In Festa di Favara, dedicata a tutti diversamente abili, all'insegna del divertimento e della solidarietà. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Ritorna a Favara Giochi senza barriere, giunto alla 6ª edizione. La manifestazione è promossa da associazioni In Festa di Favara ed è dedicata a tutti i diversamente abili, all'insegna del divertimento e della solidarietà. L'evento, che si terrà domani domenica 10 settembre in piazza Cavour a partire dalle ore 15:30, nasce per dare voce alla sempre più crescente richiesta di socializzazione ed integrazione che proviene dalle persone con diversa abilità e non solo. L'obiettivo è quello di sconfiggere i pregiudizi e abbattere le barriere culturali, promuovendo un approccio empatico ed inclusivo verso il variegato e sorprendente mondo della disabilità. Quest'anno l'evento è dedicato al tema sport e disabilità.
spiegatemi quello che avete fatto. Ci stavamo allenando per giocare giochi senza barriere in piazza Cavour il 10 settembre. Giusto? Sì, giusto. Vi aspettiamo domenica 10 settembre in piazza Cavour, giochi senza barriere. Giusto? Giusto! Credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Tasse Wine, un evento concorso che ha avuto lo scopo di promuovere il territorio siciliano, il servizio tra cui presenta anche la nostra Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Esiste un tipo di vacanza dove a fare la differenza non è solo la destinazione, ma soprattutto l'esperienza vissuta, il calore umano, l'ospitalità, l'essere presi per mano e accompagnati a scoprire un territorio sorprendente e affascinante. Tutto questo è racchiuso nella formula Taste and Win, un evento concorso lanciato dalla 1-1 e ha lo scopo di promuovere l'entroterra siciliano. Per partecipare è bastato semplicemente visitare la pagina dedicata all'evento con la presentazione del territorio, iscriversi all'iniziativa e attendere il sorteggio. Per i vincitori la vacanza si è trasformata in un'esperienza unica, vissuta tra feste tradizionali, visite guidate, condivisione di quotidianità con la gente del luogo e naturalmente di apprezzatissimi tour enogastronomici. Siamo qui perché abbiamo fatto un selfie all'Expo con la vara che abbiamo qui alle nostre spalle e abbiamo vinto il concorso Taste and Win. Grazie a Taste and Win ho vinto un soggiorno qui con la mia famiglia. Devo dire, ho visto delle bellezze sia storiche che insomma naturali di questo posto, veramente molto bello. Io non ero mai stata in questa città. È stata una vacanza straordinaria, all'insegna dei profumi, dei sapori, e veramente si è proprio distinta per i colori, per qualcosa di particolare. No, io sono soddisfatto, molto soddisfatto di questa esperienza. È nata così per caso, siamo partiti e non sapevamo cosa aspettarsi da questa cosa. Invece è stata una serie di emozioni, gusto, arte e poi tanta spiritualità. Le 3 processioni sono state emozionanti e anche la chiusura di questa cosa con questa messa particolarissima in questa chiesetta rupestre è stata veramente piena di emozioni. Questo è stato il più bel regalo che ci potevamo aspettare, una serie di emozioni una sopra l'altra, sia sotto il profilo del gusto, come ho già detto, di tutte queste cose che ci hanno riempito l'anima, il cuore e anche il fisico. Emozionante. Dal primo momento praticamente che siamo arrivati a Catania, tutto un insieme di cose, una tesserina dietro l'altra, veramente molto bello il posto, molto belle, fantastiche le persone. È stato un viaggio molto interessante sotto tantissimi punti di vista, non solo gli occhi sono stati sollecitati dalle bellezze del luogo, non solo le orecchie hanno sentito le nenie, le cantilene delle processioni, ma anche altri sensi sono stati solleticati. Il concorso si chiama Taste and Win e in un certo senso ho tastato, proprio ho toccato con mano, ho gustato. Ad esempio nella Valle dei Templi abbiamo raccolto le mandorle fresche, io le ho assaggiate, ho sentito i profumi dei fiori lungo il percorso, quindi i miei sensi sostanzialmente hanno vissuto un'esperienza nuova che si potrebbe dire non la classica vacanza, ma un qualcosa che va oltre, quindi è un'esperienza a 360 gradi non solo per il mio interesse culturale, ma proprio per i miei sensi. Taste and Win è riuscita a fare marketing territoriale, questo ha generato una serie di visioni, una serie di interessi che hanno portato più gente a visualizzare Caltanissetta. Certo è però che tutte le strutture registriamo, gente che viene dalla Francia, gente che viene dall'Inghilterra, gente che viene dalla Nuova Zelanda, gente che viene dall'Australia, gente che viene dalla Cina, gente che viene dalla Germania, gente che viene dall'Ungheria. Insomma,
tutti questi da qualche parte Caltanissetta l'hanno vista. Li abbiamo avuti i visitatori, lo abbiamo constatato non solo con i vincitori di concorso, ma lo abbiamo constatato col punto informativo della Proloco, dove giornalmente non c'è stato un solo giorno dell'anno che non sono venuti dei turisti stranieri, dico stranieri, tutte le parti del mondo a chiedere delle informazioni. La città è stata attenzionata, dobbiamo continuare su questo trend e crediamo in questo modello di Test & Win. L'idea di utilizzare da parte di Test & Win i B&B per l'ospitalità è stata sicuramente ottima. In questo modo, con questa formula, noi siamo riusciti veramente a toccare, quindi tastare in un certo senso, per giocare con le parole, quello che è il vero senso dell'ospitalità. Ormai ci possiamo definire dei gustatori, se vogliamo insomma forzare un pochino il termine. Abbiamo gustato quello che è proprio la Sicilia e rimarrà sicuramente nel nostro cuore e anche nei nostri palati, visto il successo anche del tour enogastronomico che abbiamo fatto. Insomma, che dire, cercate di partecipare tutti a questo concorso che vi dà l'opportunità di conoscere questa meravigliosa terra e la meravigliosa gente che vi abita. Ringrazio Test & Win per l'opportunità che ha dato a me e a mio marito di vivere 6 giorni meravigliosi a Caltanissetta e direi anche tutta la Sicilia. Elina alla regia per gli spot pubblicitari. È siciliano il miglior film contro il bullismo di Marco Ferrara, Negli occhi del bambino. Vince il Festival del Cinema di Cefalù, il servizio. Negli occhi di un bambino del regista Marco Ferrara il miglior film contro il bullismo, lo ha deciso la giuria del Festival del Cinema di Cefalù. Un tema difficile da trattare soprattutto dalla prospettiva dei più deboli, i bambini, come Ivan, protagonista del cortometraggio. Il cortometraggio parla di Ivan, che è un ragazzo fotografo, rivive la sua infanzia non appena passa davanti l'ingresso della casa dove abitava da bambino. Quindi percorre dei brutti ricordi, tristi, proprio dalle origini del suo lavoro. E ci sono vari punti di vista, perché non sempre i bambini parlano con i genitori, anzi quasi mai, soprattutto quando si parla di bullismo. Di conseguenza cercano più a chiudersi, isolarsi, quindi è da attenzionare perché ha dei figli questo problema. Nonostante si sia fatto tanto per iniziare a riconoscere il fenomeno del bullismo scolastico negli anni, manca ancora qualcosa di fondamentale che parte proprio dal rapporto tra genitori e figli. Il parlare, secondo me è proprio il parlare i genitori con i figli, perché non sanno assolutamente niente di quello che accade dietro appunto una classe, dentro una classe quando i bambini vanno a scuola. Cioè pensano soltanto ad accompagnare i bambini a scuola e poi a volte purtroppo devo anche dire li accompagnano perché pensano ad una liberazione, diciamo, tra virgolette, che a mio parere è proprio sbagliato. Considera anche che io ho un figlio da 4 mesi, quindi non vedo l'ora di essere sempre a casa con lui. Oltre alla pellicola, il giovane regista catanese ha in mente di avviare un progetto per le scuole. In merito a questo cortometraggio è nato proprio un progetto. In un certo senso è un po' sfuggita di mano la situazione, perché insieme all'associazione Just Stevens abbiamo appunto creato questo progetto che spero e mi auguro che porteremo in parecchie scuole nel periodo invernale, dove si parlerà appunto di bullismo, di prevenzione, dove ci saranno anche psicologi, proietteremo ogni cortometraggio anche per dare un po' una traccia più profonda e meno pesante rispetto ad altri eventi che comunque si organizzano in genere. Passiamo ora allo sport, c'è molta attesa in città per la partita di domenica pomeriggio contro la squadra del Licata, per le prime in Serie D, anche per l'apertura ai cancelli dei tifosi licatesi. Ce ne parla Carmelo Lentini. Probabilmente è arrivata un po' presto la sfida calcistica che due città, come Agrigento e Licata, attendevano da tempo. Le bizzarrie del calendario
le pongono una di fronte all'altra proprio alla prima giornata di campionato, quando entrambe le squadre sono in fase di completamento della preparazione. Ma occorre fare buon viso al cattivo gioco ed oggi, scendendo sul rettangolo di gioco, ognuno lotterà per la propria maglia senza pensare proprio a nulla. Marco Coppa e Pippo Romano hanno preparato questa sfida in silenzio, senza troppi proclami, ma in cuor loro sono consapevoli che iniziare bene il difficile campionato di Serie D sarebbe una cosa ideale. Da una parte una squadra rodata come quella di Catese, che ha cambiato poco o nulla rispetto alla scorsa stagione, dall'altra l'Akragas, che ha rivoluzionato i propri ranghi. Chi la spunterà? Cosa potrà fare la differenza in campo? Una cosa è certa, si ritorna ad assistere a questo derby dopo ben 10 anni e sugli spalti, oltre il pubblico di casa che si attende molto numeroso, ci sarà una rappresentanza licatese per un massimo di 150 tifosi, per come stabilito dalla locale questura di Agrigento. Il primo derby di campionato tra Akragas e Licata all'Esseneto si giocherà a partire dalle ore 15 e sarà affidato ad una terna tutta siciliana. Dirigerà Fabio Franzò di Siracusa, il quale verrà assistito da Pietro Anile di Acireale e Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotha. L'altra sfida tra Canicattì e Siracusa, in programma a partire però dalle ore 16 al Saraceno di Ravanusa, sarà diretta da Gaetano Alessio Bonasera di Enna, collaborato da Francesco Davide Bonaccorso di Catania e Franz Joseph Grasso di Cireale. È inutile negare il fatto che sia una partita come le altre, il derby è qua, è un derby sentitissimo. E tutti noi nuovi, parlo di me, dei calciatori che non erano mai stati qui all'Akragas, hanno capito da subito quale settimana di lavoro ci attendeva. E ogni giorno che si avvicina di più a questa partita aumenta la concentrazione, aumenta la tensione, però lavorando sempre con la solita anche serenità, perché comunque deve accompagnarci anche la serenità, altrimenti l'attenzione e la concentrazione potrebbero fare brutti scherzi, per cui cerchiamo di trovare un equilibrio nella gestione della settimana, sapendo di affrontare un'ottima squadra, sapendo di affrontare un allenatore che credo che sia fra gli allenatori più importanti di questa categoria. Noi dobbiamo scendere in campo con grande umiltà, che è quella che fino ad oggi ci ha contraddistinto. Come arrivate a questa super sfida? Devo dire che vedendo gli ultimi allenamenti credo che la squadra abbia recuperato anche qualcosa da un punto di vista atletico che sembrava fosse perso nell'ultima partita contro il Ragusa. Invece io ho visto i ragazzi negli ultimi allenamenti, nelle ultime sedute fino a quella di oggi, ho visto i ragazzi stare bene anche sotto il profilo atletico. Dobbiamo semplicemente adesso stare sul pezzo con la testa anche fuori dallo stadio, mentre siamo a casa, mentre siamo in albergo, mentre siamo al ristorante. Dobbiamo vivere questa partita come tutte le altre, sapendo però che non possiamo nasconderci dietro un dito e il derby è derby. Il derby è una partita impronosticabile, cosa potrebbe fare la differenza? No, non lo so, perché come hai detto tu il derby è una partita speciale. Io credo che la differenza la possano fare tanti fattori, non soltanto uno. Io credo che bisogna combinare, domenica bisogna scendere in campo e combinare una serie di fattori, metterli insieme, e ho detto prima la giusta attenzione, la giusta concentrazione, la giusta applicazione, la giusta rabbia agonistica e la giusta attenzione, ma credo però prima di tutto la giusta passione e fame, perché io le faccio camminare insieme. Non c'è passione senza fame secondo me, per cui speriamo di avere la fame giusta. L'Akragas finora in Coppa Italia, nelle 2 vittorie consecutive, ha azzeccato, indovinato l'approccio alla partita. Sì, questo potrebbe fare la differenza domenica? Questo credo che faccia la differenza domenica, ma per tutte le altre partite. Io credo che l'approccio sia determinante, i primi 10 minuti di una partita di calcio credo che siano determinanti per noi stessi e anche un po' per gli avversari. Io credo che l'approccio non debba essere mai sbagliato. Questo dipenderà tanto da me, ma dipenderà anche dai ragazzi, che credo che
e per quello che mi hanno fatto intendere abbiano tanta voglia di dimostrare e di fare un regalo ai tifosi, perché sanno benissimo i tifosi a quanto tengono a questa partita dopo tanto tempo, dopo 10 anni che non accadeva e dopo 17 anni che non si poteva assistere ad una festa. Credo che sia una festa bellissima, perché ci saranno gli spalti aperti anche per i tifosi avversari, per cui speriamo sia una bellissima giornata di sport, ma poi anche con un epilogo a nostro favore per quanto riguarda il risultato calcistico. Marco Rossi, ci siamo, inizia il campionato e inizia con un derby da non perdere, Akragas-Licata, partita che promette tante emozioni. Sì, è una partita importante davanti al nostro pubblico, ci teniamo a fare bene, soprattutto per la città, dato che è un derby molto sentito, soprattutto perché è anche la prima di campionato, quindi ci teniamo a partire bene. Come sta l'Akragas, come è arrivata a questa partita molto importante? Ma stiamo bene, abbiamo già fatto 2 partite ufficiali che comunque ci hanno dato già minuti nelle gambe, siamo fiduciosi per questo inizio di campionato. I derby, si sa, sono partite senza pronostico. Cosa potrebbe fare la differenza domenica tra Akragas e Licata? Il fattore campo quanto è importante? Ma sicuramente l'aiuto del nostro pubblico sarà fondamentale. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo puntare a fare bene e ad ottenere i 3 punti. Parlando un po' di inizio stagione, perché hai scelto l'Akragas? Comunque è un progetto importante, una società storica, quindi che vuole fare bene, quindi non ci sono stati dubbi sulla scelta. Che messaggio vuoi lanciare ai tifosi biancazzurri? Ma sicuramente li aspettiamo tutti allo stadio per sostenerci e noi daremo il massimo domenica per portare a casa i 3 punti. E sull'incontro Akragas-Licata di domani, che vede la presenza dopo tanti anni di 150 tifosi licatesi al derby, abbiamo sentito il collega di Licata, Angelo Augusto. Siamo con Angelo Augusto, collega di Licata, da sempre attento alle cronache del mondo licatese. Ecco, cosa ne pensi di questo derby Akragas-Licata e di questo, diciamo, momento di incontro che è stato permesso tra le 2 tifoserie, con 150 persone ammesse e l'intervento anche del questore? Ecco un tuo parere, chiaramente. È un fatto importante, il fatto che finalmente dopo tanti anni di scontri verbali, alla fine non ci sono stati negli anni per fortuna grandi scontri fisici tra le tifoserie, però scontri verbali, il fatto che ci sia un appello alla pace che è arrivato dal questore di Agrigento, dottore Ricifari, dal sindaco di Licata Angelo Balsamo, da Marcello Giavarini, che è licatese puro sangue ma è presidente onorario dell'Akragas, significa che tutti convergono verso la possibilità di un derby all'insegna della tolleranza, senza eliminare gli sfottò che tra le tifoserie ci possono stare, è giusto così, però senza violenza. Questo anche in vista di Agrigento 2025, capitale della cultura. Licata, così come tutti gli altri comuni, nel suo piccolo sta dando una mano ad Agrigento nel tentativo di organizzare eventi che coinvolgano la provincia intera, per cui io trovo fondamentale tutto quello che sta accadendo, è un momento di crescita dell'intera provincia e se questo può passare per un derby straordinario atteso da 10 anni che finalmente ritorna in Serie D tra Akragas e Licata, ben venga, buon derby a tutti. L'Akragas è debuttante in Serie B per quest'anno, mentre Licata è già presente l'anno scorso. Ecco, secondo te che campionato potranno fare le 2 squadre? Francamente confesso di sapere poco dell'Akragas. Nel corso della stagione estiva ho letto che hanno organizzato una squadra all'altezza della situazione, capace di ben figurare e perché no provare a raggiungere le posizioni di vertice della stagione. In bocca al lupo all'Akragas. Per quanto riguarda il Licata arriva da 2 stagioni straordinarie realizzate con un organico composto esclusivamente da giovani, grazie alla lungimiranza della società, grazie a un lavoro che non devo definire io ma è sotto gli occhi di tutti, di Pippo Romano, tecnico giallo-blu, licatese d'adozione ma ormai licatese puro sangue, che veramente con un manipolo di ragazzi ha fatto delle cose sensazionali. Penso che anche quest'anno la voglia del Licata sia quella di ripetersi. È chiaro che nessuno pensa a vincere il campionato, poi per carità dipende da come si mette la stagione, ben venga, però e questo lo chiede anche la tifoseria licatese
paese che, come sapete, è ben abituata, c'è la voglia sicuramente di fare bene, di realizzare una stagione ancora una volta e per il terzo anno consecutivo per quanto riguarda l'esperienza di Pippo Romano all'altezza della situazione. E sempre in tema di calcio, al debutto anche la squadra del Pro Favara, domani per l'inizio del campionato contro la compagine del Geraci Siculo. Ce ne parla Peppe Moscato. Dopo il bel inizio di stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della blasonata Nissa, la Pro Favara si appresta ad iniziare il campionato di eccellenza nella stagione 2023-2024. Domani domenica la prima partita con il Geraci Siculo, che sarà giocata in trasferta in terra madonita, con la Pro Favara pronta ad affrontare il campionato. Le velleità di fare una prestazione a vertice sono state subito esplicitate dalla società e dalla stessa dirigenza, che ha proprio allestito una squadra di tutto rispetto per fare un campionato di vertice. Nell'allenamento settimanale mister Catalano ha messo a punto quelle che sono le situazioni, in quanto deve fare a meno di 2 o 3 pedine importanti causa squalifiche e infortuni, ma come dicevamo la rosa è abbastanza forte per mettere in campo una squadra degna veramente di nota. Prima di campionato potrebbe anche essere un'incognita, vediamo il pensiero proprio di Gaetano Catalano. L'inizio del campionato non è mai facile, sarà una partita difficile contro una neopromossa che sicuramente può ben figurare giocando in casa, visto che è uscito anche dalla Coppa, e quindi ci attende una partita difficile, ma credo che siamo abbastanza consapevoli e pronti che sono tutte partite difficili e importanti, e quindi dobbiamo essere bravi ad approcciarle bene e pensare partita dopo partita. Consueto allenamento rifinitura, mancheranno Ficarrotta e Lupo squalificati ed Erbini infortunato. Il resto della squadra è tutta a disposizione. Sì, ci sono 2 giocatori importanti squalificati, Bartolo e Erbini è infortunato, però a me non mi piace parlare delle assenze, non l'ho mai fatto, anche perché abbiamo una rosa di tutto rispetto, quindi chi andrà in campo sicuramente farà il proprio dovere, come è giusto che sia. E vediamo ora una panoramica sportiva curata da Carmelo Lentini sulle partite di calcio che interessano la nostra provincia. Parte questa domenica anche il campionato di eccellenza e inizierà fuori casa il cammino della Pro Favara sul campo del Geraci Siculo. Iniziare bene è importante e di questo ne sono convinti Desiderio Garufo e compagni. La gara verrà diretta da Davide Lopresti di Messina. Esordio esterno anche per l'Unitas Sciacca, che se la vedrà sul campo dei Mazzara 46. Questo sabato invece si anticipano 2 gare, Atletico Palermo Club Aspra e Castellammare Mazzara. Si inizia anche nel campionato di promozione e nel girone A, dove sono coinvolte le agrigentine, si giocano le seguenti partite. Esordio al Collura per l'Empedoclina contro il Bagheria. Il Gemini sarà impegnato a Palermo con il CUS, Camarat al Salaci con l'Alba Alcamo, mentre il Casteltermini sarà impegnato a Giardinello contro la locale Giardinellese. Inizia ufficialmente oggi la stagione 2023-2024 della Fortitudo Agrigento. Il primo appuntamento è la Supercoppa LNP, che vede la squadra del coach Damiano Pilot impegnata nel girone con il Nardò e il Trapani. Stasera alle ore 19 al Pala Moncada andrà in scena la prima partita del girone G contro la squadra allenata dal coach Gennaro Di Carlo. Il servizio. Inizia ufficialmente oggi la stagione 2023-2024 della Fortitudo e il primo appuntamento è la Supercoppa LNP, che vede la squadra del coach Damiano Pilot impegnata nel girone con Nardò e Trapani. Alle ore 19 stasera al Palamoncata andrà in scena la prima partita del girone G contro la squadra allenata dal coach Gennaro Di Carlo. Nella scorsa stagione la Fortitudo e Nardò si erano incontrate nella fase a orologio e al Palamoncata ha vinto Agrigento. Saranno 4 i giocatori presenti la volta precedente che oggi scenderanno in campo: il capitano Albano, Chiarassella, Lorenzo Ambrosin,
Matt Peterson, Sadio Traoré, ritorno al Palamoncada per Nicolas Morici, tornato dopo una stagione lontano da Agrigento. C'è molta curiosità da parte dei tifosi che avranno la possibilità di assistere gratuitamente alla partita. Il coach Pilot alla vigilia della partita afferma come sono due squadre nel mezzo della preparazione, la forma fisica non potrà essere eccelsa, chiaramente mi aspetto di vedere dei miglioramenti di quanto fatto nel precampionato, è un primo test vero tra le due squadre di A2, punteremo molto sull'atteggiamento che deve essere quello giusto e prepositivo, specialmente nei confronti di un pubblico che verrà a vederci al palazzetto, perché vogliamo cominciare a consolidare un legame con loro che sarà fondamentale nelle partite di campionato. E per gli eventi di fine settimana ricordiamo quello che si svolgerà stasera a Palma di Montechiaro alle ore 21 del Gattopardo d'Oro e la festa del vino a Montevago nella giornata di oggi e domani domenica. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo un buon fine settimana.